Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, allora, alla vigilia di una partita importante come un derby contro il Cittadella, sicuramente l'ambiente sarà galvanizzato, specie dopo una grande prestazione e l'Eurogol di Olivieri dopo il Pisa. Ma sì, sicuramente questo, la prestazione di Pisa, il risultato e come è arrivato questo risultato ti aiuta sempre a recuperare meglio le energie, perché giocare ogni 3 giorni non è facile. Però ci aspetta una partita che prima di tutto è un derby, quindi una partita che dovremo lottare per i nostri tifosi, perché penso che i derby sono tanto per le tifoserie ma soprattutto per il nostro percorso. Un'altra partita importante di cui ci deve aiutare a continuare la nostra crescita, e sicuramente una partita difficile perché sicuramente arrivano da un periodo molto difficile e questo mi preoccupa. Con umiltà dobbiamo sapere pazientare, sapere soffrire, sapere capire in questo momento qua i loro momenti debiti. Ecco, appunto, il Cittadella viene da un periodo negativo, nel senso che 6 sconfitte non sono poche. Al di là di questo, quali sono le cose che temi di più? Ma sicuramente la rabbia perché vuoi far di tutto per fermare questo trend negativo, e questo noi dobbiamo stare molto attenti, perché sicuramente è una squadra che nonostante i risultati negativi è sempre stata in salute. Poi se quando ti arrivano queste situazioni che non fai gol o magari prendi il palo esce, è un po' il momento. Dobbiamo essere bravi e intelligenti a lavorare come abbiamo fatto col Pisa, sempre da squadra. Ecco, a proposito di squadra, come si costruisce un gruppo come quello del Venezia che ha dimostrato di essere tale? L'ho sempre detto, a volte più semplice di quello che è. Ho sempre detto che io ci tengo tanto a un gruppo, ma il gruppo si costruisce con tanto lavoro, fargli capire che cos'è il sacrificio, ma soprattutto le regole. Le regole valgono per tutti e noi sappiamo, siamo stati bravi i giocatori a rispettare questo e sono diventati un gruppo veramente forte. L'ha dimostrato sicuramente Olivieri, ma non solo lui. Ho sempre fatto l'esempio anche di Cericev e Max, che sono 2 giocatori che sembrava che nel mercato dovessero andare via e tutto, invece sono rimasti qua e continuano, pur soffrendo, ad aiutare la squadra a raggiungere un risultato, e questa è la cosa bella. Dicevi prima in conferenza stampa non siete perfetti, però visto che nessuno lo è, quali sono i punti di forza di questo Venezia? Sicuramente l'organizzazione di gioco, la volontà e sicuramente anche la qualità. È una squadra che è cresciuta nei giovani, è cresciuta anche di mentalità. Adesso, come ho detto l'altra volta prima di Pisa, ci servono questi step per crescere ancora. Dobbiamo essere bravi. È un campionato che mancano ancora 12 partite ci sono 3 squadre a lottare per la Serie A e dobbiamo essere bravi a essere equilibrati, pazienti e non seguire quello che è il trend di magari un risultato negativo. Dobbiamo essere bravi a stare attaccati, come ho sempre detto. Una cosa è certa, non potrete contare su tutti gli effettivi, soprattutto in difesa. Detto questo, che cosa farà, insomma? Ma ho la fortuna di avere una rosa abile a sostituire questi giocatori, sicuramente 2 giocatori importanti, ma ripeto, quelli che sono entrati hanno sempre fatto benissimo, io penso che lo dimostreranno anche domani sera. Ci sarà comunque qualcuno della primavera, quantomeno in panchina? Sì, Busato, perché siamo corti di difensori, quindi lo portiamo con noi.